Giornata di fuoco a Nuoro e nel suo territorio. Il capoluogo barbaricino ha visto verificarsi due incendi che nel primo pomeriggio hanno interessato la zona industriale di Prato Sardo e il rione di Fontana Buddia. Un rogo è scoppiato attorno alle 14 nella zona industriale. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle temperature torride, hanno bruciato alcuni ettari di terreno adibito a pascolo. Apprensione per le fiamme che si sono avvicinate pericolosamente ad un capannone industriale di un'azienda che si occupa di prodotti in legno. Scattato l'allarme, sul posto sono giunte in forza le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Nuoro, del Corpo Forestale, gli uomini di Forestas e della Protezione Civile Comunale. L'incendio è stato messo sotto controllo. Sulle fiamme ha anche operato l'elicottero della flotta regionale di base a Falcana che ha effettuato diversi lanci sul rogo, contribuendo a mettere sotto controllo l'incendio. Quindi sono seguite le operazioni di bonifica. Un altro incendio invece ha interessato il perimetro urbano, in particolare le vie San Domenico Savio e Fontana Buddia nei pressi della chiesa parrocchiale e del centro sportivo dei Salesiani. Il rogo ha bruciato alcune centinaia di metri quadri di sterpaglia, annerendo anche il muro perimetrale di un terreno. Inoltre si è avvicinato ad alcune abitazioni. Anche in questo caso il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale ha consentito il rapido spegnimento delle fiamme. Sono seguite poi anche in questo caso le operazioni di bonifica.